Serie B2 maschile c'è una società che, nonostante occupi le ultime posizioni di classifica, ha un bel progetto da far conoscere. Si tratta del Venezia Volley, che ha deciso di ripartire dando spazio ai propri giovani. Abbiamo voluto dare l'opportunità dei ragazzi da 18-19 anni di scendere in campo e di dire la sua. È evidente che con vecchi campioni, quarantenni, 35enni, il gioco diventa difficile e improbo. E la sfida diventa una sfida incredibile. Però c'è anche la voglia e il desiderio di dare spazio ai nostri ragazzi. Io non voglio che un ragazzo talentuoso faccia 200 km per far pallavolo. Io sono anche un genitore. A me piacerebbe che i ragazzi che hanno delle possibilità, che sono di questa zona, potessero giocare ad alti livelli in questa zona. Nonostante qualche infortunio di troppo e molti giovani in campo, la squadra crede fermamente nella salvezza. L'obiettivo di quest'anno è raggiungere la salvezza. Sicuramente la classifica non rispecchia esattamente quelle che sono le potenzialità della squadra, però cercheremo di mettercela tutta fino a fine campionato, perché possiamo toglierci delle soddisfazioni veramente importanti. Ma andiamo a conoscere nel dettaglio com'è composta la rosa del Venezia Volley. Il più piccolo è un 89 che proviene dal nostro vivaio, il più vecchio è un 81 che proviene sempre dal nostro vivaio. In generale abbiamo tutti i giocatori nostri, a parte un ragazzo che arriva da Trebaseleghe, che è Mattia Rebeschini, che è un 82, e Antonio Castrogiovanni, che è un 88, che arriva da Catania. Il resto è anche Andrea Concollato, che è un 83, arriva da Casarza. Il resto sono ragazzi nostri, hanno un'età media compresa fra i 19 e i 21-22 anni, stanno dimostrando di valere la categoria e sono ragazzi che hanno fatto parte di questa società dai tempi delle giovanili, quando hanno iniziato a giocare. In realtà la società ha fatto tabula rasa in tutti i sensi, allestendo uno staff tecnico anch'esso molto giovane. Quest'anno è partito un progetto che si basa fondamentalmente sulla crescita di molti individui e atleti giovani e non solo appartenenti a questa società, perché comunque anche lo staff sia dei due allenatori che della fisioterapista che del preparatore atletico, comunque tutti quelli che lavorano intorno a questa società, da quest'anno l'età è abbastanza bassa. Il Venezia Volley è la squadra che partecipa al campionato più elevato all'interno di un progetto molto ampio, il Volley Pool veneziano, diretto da Luciano Scaggiante. Il progetto del Venezia Volley, o meglio del VPV, Volley Pool veneziano, si compone attualmente di 4 società: il Venezia Volley, il Volley Miranese, il Volley Favaro e il Nuove Speranze Martellago. A livello maschile si contano circa 180 ragazzini ridistribuiti nelle 4 società, mentre la Miranese e il Volley Favaro hanno anche il settore femminile con circa 120 ragazzine nel complesso. E di lavoro in palestra per questa B2 se ne fa davvero molto, come ci conferma il tecnico Vanzo. Il lavoro è duro perché comunque questi ragazzi si allenano 5-6 a settimana e più la partita la domenica. Adesso sta iniziando a pagare, stiamo giocando bene, siamo in un buon periodo di forma, però il merito dei ragazzi che hanno saputo tenere duro all'inizio campionato, quando la scarsa esperienza, i vari cambi che sono stati fatti nel sestetto eccetera ci avevano messo in notevole difficoltà. Staremo a vedere dunque se il Venezia riuscirà a salvare questa B2. L'intento è comunque quello di proseguire con i propri giovani, comunque sia il verdetto del campionato. È evidente che l'obiettivo è quello di provare a salvarci. Se noi ci proviamo a salvare e ce la facciamo, con questa squadra il prossimo anno sarà tutto un altro discorso, perché dopo un anno di B2 i ragazzi imparano bene, imparano presto. E se non ce la facessimo non cambia niente, perché ormai abbiamo preso questa strada e volente o nolente sono intenzionato ad andare avanti per questa strada qui.